Se noi siamo un'industria manifatturiera, e lo siamo perché noi abbiamo un'industria, verifichiamo questo fondo. Cioè perché diciamo di no? Eni oggi sta subendo uno sciopero abbastanza pesante perché abbiamo ridotto i carichi notevolmente, siamo al minimo tecnico. La risposta degli addetti, del personale, ma anche delle altre attività produttive è stata abbastanza massiccia. Eni sta dicendo che oggi non ha più i soldi per fare quel tipo di investimento lì. Allora, anzi, se devono essere fatti gli investimenti sulla chimica verde o al mantenimento dell'attività che c'è oggi, serve un partner che possa investire. Un amministratore delegato che sostiene questo per la chimica e sostiene l'esatto contrario per quanto riguarda l'estrazione del gas, per esempio, o praticamente l'intervento che loro stanno operando con la Russia e altri soggetti per la distribuzione del gas, è evidente che qualcosa ci sta nascondendo. Qui abbiamo una chimica che sta andando molto bene per gli effetti dell'abbassamento del costo del petrolio e sostanzialmente i ricavi che oggi Eni sta facendo dal punto di vista del bilancio sulla chimica pesano molto di più rispetto alla raffinazione. Sono questi gli elementi che devono essere valutati. Allora va rafforzata l'industria piuttosto che l'industria venga chiusa, un'industria di chimica di base. Questa vertenza non sia un'avvertenza territorio per territorio, ma sia un'avvertenza nazionale che concentri l'interesse specifico del sindacato e soprattutto poi conseguentemente alla politica del valore industriale che c'è in questo paese, che non possiamo permettere all'ennesimo amministratore delegato che è arrivato di sbolognarsi e fare, ovviamente, come così hanno sostenuto anche al Ministero, delle dismissioni opportunistiche. Noi non accettiamo queste cose qui. Allora in Sardegna, ovviamente a Porto Torres, anche lì c'è un fronte abbastanza ampio dal punto di vista sindacale che si stanno muovendo. A livello locale qui abbiamo ovviamente oggi con un altro sciopero fatto capire che sostanzialmente il problema c'è e deve essere gestito, perché lo sviluppo che abbiamo visto in questi ultimi tempi sulle grandi opere proprio non c'è stato solo sperpero di denaro pubblico e ovviamente se questo accade anche sulle bonifiche ci troveremo doppiamente beffati. Non accettiamo più, vogliamo che questo paese inizi a crescere dentro una coscienza più per il popolo e per le persone che lavorano. Noi temiamo che questa iniziativa possa portare un'ulteriore restrizione dei posti di lavoro, ma non è solamente una questione di lavoro e basta. Si tratta di un arretramento sul versante degli investimenti in un territorio che ne ha bisogno e soprattutto in un territorio ferito da anni di industria che ha inquinato e un sistema di bonifiche che non accenna a partire, anzi da quello che ci risulta adesso quattrini sperperati delle risorse pubbliche in maniera assolutamente inutile. Le fabbriche chiudono, gli operai stanno a casa, il territorio si impoverisce e gradualmente noi non possiamo più restare ad assistere a quello che sta capitando, dobbiamo reagire assolutamente, soprattutto invocare le responsabilità di coloro i quali in questo momento devono decidere in favore dei lavoratori. E qui al Petrolchimico abbiamo avuto delle grosse vendite di grosse società come la Dow Chemical e poi ha comprato il TDI e poi lo ha completamente chiuso e venduto e quindi abbiamo perso l'occupazione, quindi nessuno in questa situazione ci può dare delle garanzie come imprese. L'unica dobbiamo avere delle garanzie dal governo che dovrebbe farsi garante lui di questa situazione. Aumentare la disoccupazione in questo momento farebbe niente altro che peggiorare la situazione. Uno dei problemi più grossi che ha la Saipem oggi è il fatto che manca un piano industriale. Da mesi glielo stiamo chiedendo anche a fronte della vendita del 12,5% delle azioni di Eni in Saipem. Alla Cassa Depositi e Prestiti potrebbe sembrare una soluzione che conviene, che mette un po' al sicuro la Saipem, ma tutto ciò secondo noi non è vero, in quanto sappiamo benissimo che la partecipazione della Cassa Depositi e Prestiti non è altro che un momento che precede la vendita a qualche altro gruppo e ci sono due maniere per vendere la Saipem, o tutta intera svendendola o addirittura facendola a pezzi. In questo caso l'Italia perderebbe
una struttura invidiata in tutti gli altri paesi competitori di ingegneria e di tecnologia che inevitabilmente porterebbe un grosso problema sulla innovazione continua che la nostra industria deve avere. Sulla raffineria il conto è presto detto, manca il secondo step di investimenti. Viene per l'ennesima volta traditi gli accordi che avevamo fatto nella riconversione. Il secondo step vuol dire completare l'opera, dare un supporto logistico alla raffineria di Venezia di cui ne ha bisogno, vuol dire chiudere il cerchio con i gas criogenici, vuol dire soprattutto garantire l'occupazione. Tutto questo l'azienda ci ha già comunicato, l'ENI ci ha già comunicato che verrà fatto ma solo fra 4-5 anni, quando già oggi nel 2016 questo progetto dovrebbe già essere stato concluso. Quello che è successo a Ferrara purtroppo il nostro timore è che possa ripetersi in molte altre aziende e forse può essere un messaggio politico anche all'intera vicenda ENI, cioè non è un caso che questo licenziamento sia avvenuto proprio nel bel mezzo della vertenza ENI, quindi con questa azienda partecipata dal governo italiano che purtroppo sta mettendo la parola fine alla chimica italiana. Io personalmente sono rimasto esterrefatto dall'incontro che c'è stato recentemente al governo e sono rimasto esterrefatto dalla nullità delle cose che sono state dette dai rappresentanti del governo Renzi, in particolare dalla ministra Guidi, che o non si è resa conto della gravità della situazione oppure sta assecondando un disegno di chiusura e di smantellamento dell'industria chimica in Italia. Ma smantellare l'industria chimica in Italia significa sottrarre un altro pezzo di manifatturiero a questo paese e oltretutto un settore manifatturiero strategico perché produce degli intermedi e delle materie prime che vengono utilizzate da molte altre filiere industriali. Quindi l'effetto purtroppo sia occupazionale che industriale non resterà confinato all'industria chimica, ma sarà un danno occupazionale e industriale all'intero Paese. Difesa dei diritti, difesa del lavoro e rilancio del Paese penso che sia una delle prerogative a cui un sindacalista non può sottrarsi. E qui oggi è un momento non solo di testimonianza ma anche di partecipazione politica. Nei prossimi mesi cosa potrà accadere? Ma siamo poi a confronto, finiscono come sono iniziate. Nel silenzio.